La covata con la ciocca, quando fu sopra lo treno, non sapeva se era in cielo, si toccava lo terreno, lo paese di lontano, ora chiara, ora scinni, e lo treno che volava, senza pinni, ogni tanto si fermava, invurnare i passeggeri, emigranti insolfatari, figli, padre e le moglieri. Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Che mannate le figlie alla sorfara, io vi domando, perché alle vostre figlie ci facite l'occhi se non possono vedere lo giorno? Perché ci facite le pede se camminano a gran cicone? Non le mannate alla sorfara, se pa non avete, sceppate una minna, un pezzo di macchina per saziarle, desiderateci la morte piuttosto. La covata con la ciocca, quando fu sopra lo treno, non sapeva se era in cielo, si toccava lo terreno, lo paese di lontano, ora chiara, ora scinni, e lo treno che volava, senza pinni. Tu riscordo surfataro, abitanti a Mazzarino, con lo treno dello sole, s'avventura lo destino, chi faceva a Mazzarino, se travaglio non ce n'era, fece sciopero una volta e lo mise in un galera. Una tana la sua casa, 4 ossa la moglieri, e la fame lo cercava con le carte dello scieri, 7 figli alla moglieri, 8 bocchi e 8 panzi, e lo cori un camione caricato